Furti, scippi e rapine. A Treviso il governo annuncia una stretta anticipando alcune misure dei decreti di sicurezza, pene più pesanti per i ladri, querele semplificate, flagranze di reato differita fino a 18 ore. L'esplosione di via Ecca Gallio è costata la vita al dottor Luigi Rossato nell'ottobre 2024. 11 gli indagati, poteva essere una strage. A Marostica l'emergenza frane non conosce fine, un grosso masso di pietra si è staccato dalle colline di Pradipaldo rotolando in strada, carreggiata chiusa in via precauzionale. Resta un caso la presenza della polizia antimmigrazione americana alle Olimpiadi. Il governatore lombardo prima conferma, poi frena, il ministero smentisce, Salvini taglia corto, qui si rispettano le leggi italiane. Sequestro record di sigarette di contrabbando lungo la tangenziale nord di Padova, 35.000 stecche pari a 7 tonnellate nascosti tra i chicchi di caffè. Nell'anniversario di Nikolaevka, in cui si celebrano la memoria e il sacrificio alpino del papà di Matteo Miotto, morto in Afghanistan, commenta le parole del presidente americano sul ruolo degli alleati NATO. Olimpiadi, infrastrutture, sfilate di autorità per le varianti stradali di Tai e Valle di Cadore. Per il governo la vittoria del sì. Intanto prosegue il viaggio della fiamma olimpica attesa a Cortina d'Ampezzo. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati al telegiornale del Veneto. Subito il sondaggio che rilanciamo, il sondaggio lanciato già questa mattina in prima edizione, che riguarda uno dei temi che verranno affrontati a Ring questa sera con Ferdinando Varino, non certo l'unico, perché si parlerà anche di politica e ovviamente di Olimpiadi, con tutte le facce, i vari volti delle Olimpiadi. Ebbene, fa discutere in questi giorni, lo sappiamo, la mozione che il consigliere regionale della Lega Stefano Valdegambri vuole presentare perché la Regione chieda al Ministero della Salute di rendere la carne di nutria idonea al consumo umano e quindi commercializzata. Vi chiediamo, nutria a tavola va commercializzata? 0422 162 6691 se per voi sì. 0422 162 6690 se per voi invece la risposta deve essere no. Come sempre telefonata gratuita e non preoccupatevi se il numero è occupato, il sistema cattura la vostra scelta. Continuate a chiamare, sono già tantissime le vostre risposte. Questa sera come sempre a Ring, nel corso di Ring, ci sarà l'esito del sondaggio. E allora subito in primo piano parliamo di sicurezza, perché oggi a Treviso il governo con il sottosegretario della giustizia Andrea Ostellari ha annunciato una stretta con alcune misure del decreto sicurezza che ha anticipato proprio nel capoluogo della Marca. Sentite. Aumentando la pena nel minimo edittale consentiamo quindi di evitare di ottenere troppi sconti che sostanzialmente ti impediscono poi di andare in carcere. Ecco, in questo modo, con questo nuovo strumento, diamo una risposta anche in maniera netta a chi decide di venire al nostro paese magari per fare certe cose. Un messaggio quindi ai ladri trasfertisti e alle bande specializzate, protagonisti per buona parte dell'escalation che si sta registrando sui territori. Eccola la stretta del governo contro chi entra nelle case e nei negozi, una serie di misure che Andrea Ostellari, sottosegretario alla giustizia, anticipa davanti al popolo di Furtincorso, l'associazione che da quasi 10 anni si occupa di sicurezza condivisa. A Santa Caterina a Treviso ci sono anche sindaci, Mario Conti in testa, prefetto, i vertici delle forze dell'ordine. Sullo sfondo i decreti sicurezza in cantiere, dove si prevede un ritorno alla procedibilità d'ufficio, in altri termini il superamento della riforma Cartabia. In materia di furti aggravati, quindi anche i borseggi, non ci sarà più bisogno della querela. I cittadini quindi saranno in qualche modo meno oberati. E ancora si prevede la non iscrizione automatica nel registro degli indagati per chi si difende in casa e a proposito di indagini si allargano le maglie per gli inquirenti. Il colpevole potrà anche essere arrestato in flagranza differita cosiddetta, cioè entro le 48 ore da domani le forze dell'ordine potranno, attraverso gli strumenti tecnologici, trovare le immagini, individuare il soggetto e arrestarlo. L'obiettivo immediato è quello di invertire una tendenza, quella di non denunciare. Christian Demma, presidente di Furtincorso, lo chiama sommerso. Entra nello specifico, in rappresentanza dei commercianti del centro, Nicoletta Piovesan di Veneto Imprese Unite. Perché poi noi altri non solo subiamo il danno, ma anche la mancanza di lavoro successiva. La gente ha paura e non viene più nei negozi, nei centri storici,
hanno paura di frequentare determinate vie. Non è una percezione, è una realtà. Di fronte agli impegni dell'esecutivo, a questo punto sono diversi i nodi al fazzoletto. Praticamente quasi tutto quello che si chiedeva, no? Quindi soddisfatti a dir poco, ovviamente poi sentire le parole del senatore che si è sulla stessa lunghezza d'onda anche di quello che vogliono i cittadini fa sempre ben sperare, fa stare un po' più sereni. Non è che da stasera è tutto risolto, ma già che ci sia l'idea di andare avanti e proseguire con un iter, tante cose insomma. Intanto i furti continuano, guardate cosa è successo a Padova. Ho visto quando sono arrivato la polizia che hanno rotto i finestrini, roba, e poi sono andati, ho sentito anche al 17 via Brigata Padova, che hanno portato via i pacchi Amazon e hanno rubato delle biciclette. Sempre allo stesso orario. Auto vandalizzate e saccheggiate mentre i fedeli erano in chiesa. È accaduto in via Tirana nel quartiere Palestro a Padova. All'uscita dalla messa nella chiesa di San Girolamo il sopralluogo della polizia dopo l'allarme lanciato dai proprietari delle vetture danneggiate. 3 le macchine con i finestrini rotti e poi depredate. Il ladro è stato anche ripreso dalle telecamere dei condomini che circondano il sagrato della parrocchia. Nei fotogrammi si vede un uomo vestito di nero che armeggia vicino alle portiere delle auto parcheggiate e poi si allontana. Telecamere posizionate un anno fa dai residenti dei condomini perché gli androni dei palazzi erano diventati luogo di spaccio. Qua capita spesso perché è una zona sta qua che ormai fra droga, gente che va, c'è poveretti, sono poveretti anche, però c'è un disastro qua. Noi abbiamo messo le telecamere. C'è stato un furto 2 mesi fa più o meno nel nostro condominio. Sì. Poi il resto non ho mai sentito niente in questo quartiere, via Palestro forse più in fondo. Vicino alla chiesa e tra i condomini di via Tirana in passato infatti era stato segnalato spaccio di droga, ma con le telecamere il problema era stato risolto, dicono i residenti. Ho visto girare la polizia, è venuto a fare qualche controllo, ma non abbiamo problematiche particolari. Qualche anno fa c'erano stati problemi di spaccio, ma li hanno risolti. Nell'ultimo periodo però ci sono stati dei furti nella zona. Ad ottobre un'anziana era stata rapinata in casa, i ladri e la badante complice sono stati arrestati poche settimane fa. Domenica però il ladro solitario si è concentrato sulle auto parcheggiate. Raid vandalici che sono frequenti a Padova. Colpi si sono registrati nelle scorse settimane nel quartiere Arcella, ma era accaduto anche nella Sacra Famiglia e in zona ospedali. Ancora giovanissimi che svaniscono nel nulla in Veneto, parliamo di Marco Battaglin, 14 anni, di Calvene, siamo nel Vicentino, studente di terza media a Zugliano, è uscito di casa per andare a scuola ma non è mai arrivato in classe, al momento della scomparsa indossava un giubbotto rosso della GAS, secondo alcune segnalazioni sembrerebbe essere stato visto alla stazione ferroviaria di Thiene verso le 8. Chiunque lo avesse visto o avesse informazioni utili è invitato ovviamente a contattare immediatamente le forze dell'ordine. Marco Battaglin, 14 anni, di Calvene. Il prefetto di Padova ha annunciato l'intensificazione dei controlli su bar, ristoranti e locali di intrattenimento per verificare norme antincendio e sicurezza. Ovviamente l'eco di Crans-Montana è ancora fortissimo. Dopo la tragedia di Crans-Montana, su indicazione del ministro dell'Interno, scatta l'innalzamento delle misure di sicurezza anche nella città di Padova. Una decisione presa durante un incontro in prefettura dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, tra le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, l'Ispettorato del Lavoro, l'ULSEI, lo SPISAL, gli enti locali e le associazioni di categoria. L'obiettivo è unanime: verificare le condizioni di sicurezza negli esercizi pubblici e nei locali di intrattenimento della provincia per impedire che stragi come quella della notte di Capodanno in Svizzera si ripetano. È un richiamo fatto a tutti quelli che fanno pubblico spettacolo, agli esercizi commerciali, agli esercizi pubblici. C'è un richiamo al rispetto delle regole, questa è la cosa fondamentale, perché chiaramente c'è questa sensibilità adesso determinata ovviamente dai fatti di Crans-Montana e alla base di tutto c'è cercare di rendere più sicura la clientela che frequenta determinati spazi pubblici. Dai dati illustrati è emerso un quadro complessivamente rassicurante sui controlli già in atto e sulle attività di formazione della provincia. Nonostante ciò, il prefetto di Padova Giuseppe Forlenza ha annunciato un'intensificazione precauzionale delle verifiche, con particolare attenzione ai locali di pubblico spettacolo e alle situazioni di abusivismo. Ci devono essere regole chiare. Le zone grigie fanno male, abbiamo visto, fanno molto male ed è su questo
questo che noi stiamo puntando, e anche le forze dell'ordine insieme a noi. Quindi ben vengano i controlli, purché siano divisi tra il contrasto e il rispetto per la sicurezza della clientela e invece la sensibilità verso quei pubblici esercizi che le regole le rispettano in toto, ma che magari hanno qualche lieve mancanza, tipo appunto, come dicevo prima, un mancato aggiornamento di un corso di formazione piuttosto che altre pratiche burocratiche, meramente burocratiche. A Gallio adesso torniamo nel Vicentino per parlare degli 11 indagati per l'esplosione di via Eck, nella quale, lo ricorderete, perse la vita il dottor Rossato. Sono 11 le persone iscritte nel registro degli indagati a seguito dello scoppio che provocò la morte di Luigi Rossato, il medico di 72 anni, quel maledetto 1° ottobre del 2024. I numeri dell'inchiesta sono agghiaccianti perché passarono, pensate, 34 minuti da quando avvenne la perforazione della tubazione del gas a quando successe davvero quel dramma. 34 minuti in cui passarono ben 106 veicoli, tra cui 2 pullman di linea strapieni di persone e una cisterna piena di benzina. L'esito poteva essere decisamente ancor più drammatico. Sì, a Gallio poteva essere una strage. I capi d'accusa per gli 11 indagati sono omicidio, lesioni gravi, disastro e crollo di edificio colposi, oltre alle violazioni in materia di sicurezza. La PM Maria Elena Pinna, sostituta procuratrice al Tribunale di Vicenza, ha avvisato della chiusura delle indagini titolari, professionisti, dipendenti tecnici delle società incaricate da E-Distribuzione SPA, Infrastrutture e Reti Italia SPA e Consorzio Stabile Consiel. Una sfilza di violazioni, omissioni, linee guida disattese, mancati confronti che hanno portato all'esecuzione del foro pilota, poi allargato con l'utilizzo di un apposito strumento alesatore che ha bucato il tubo del gas in via Eck a 1,20 m di profondità. Erano le 16:29. Il gas ha iniziato a uscire copioso, penetrando in parte nelle condotte fognarie fino a raggiungere l'abitazione del medico 72enne. È bastato accendere una luce in quella villetta e la paurosa esplosione. La casa distrutta. Per il dottor Rossato nessuna possibilità di salvarsi. Il figlio Michele, a casa con il padre, rimase ferito, fortunatamente non in maniera grave. Forse ci sarebbe stata una possibilità se si fosse avviato immediatamente il protocollo sicurezza, allertando per tempo i soccorsi, chiudendo la strada, circoscrivendo l'area di pericolo ed evacuando le famiglie. Invece chi stava lavorando ha contattato solo 15 minuti dopo Italgas per comunicare la rottura del tubo e solo 20 minuti dopo il danneggiamento i vigili del fuoco. Dicevamo poco fa, nel frattempo 106 veicoli sono transitati in quel tratto. Visto quante persone sono passate, sinceramente abbiamo rischiato grande. Io confido nella giustizia, so che stanno facendo un ottimo lavoro, giustizia per la famiglia e giustizia un po' per quella morte che non doveva succedere. Una tragedia sfiorata ancora nel Vicentino, a Marostica, dove un grosso masso si stacca dalle colline di Pradipaldo. Circa 2 metri cubi di roccia caduti su via Erta in comune di Marostica, località Pradipaldo. La strada è stata chiusa per precauzione dal comune, che sta verificando la situazione anche a monte, dove la parete del colle è prevalentemente rocciosa, e anche per tutelare quello che c'è a valle, anche alcune borgate e abitazioni. Sul posto i vigili del fuoco con i carabinieri. Il comune ha deciso di chiudere per precauzione al traffico la strada. Si è voluto appurare che sono cadute altro materiale di dimensioni intermedie, sempre nella stessa area, diciamo, di caduta del primo. I tecnici comunali hanno fatto le prime verifiche, ne seguiranno altre nella giornata di domani, anche sul fronte più in alto. Le chiusure di via Erta a monte e a valle della Frana coprono alcune centinaia di metri di territorio. Per il pulmino scolastico che qui svolge servizio è necessario così allungare il percorso e di conseguenza i
dai tempi di trasporto. Il lavoro in realtà è molto veloce, la demolizione del masso e la rimozione degli stessi è un lavoro di poche ore, ma dobbiamo garantire la sicurezza ed evitare ulteriori rotolamenti, anche se è una strada che è nota appunto per i continui distacchi. Nel fine settimana era arrivata la pioggia, ma non sarebbe questa la causa del rotolamento della roccia. Nella zona di Pradipaldo aveva anche nevicato nei giorni scorsi, è la parte più alta del comune, probabilmente l'acqua che si era infiltrata e poi l'abbassamento di temperature ha fatto rompere quelli che sono probabilmente c'erano già delle microlesioni all'interno del blocco in marmo che poi si è distaccato ed è caduto. Cambiamo argomento, ma c'è ancora la cronaca. 7 tonnellate nascoste tra chicchi di caffè. Parliamo di stecche e di sigarette, il maxi sequestro a Padova della Finanza. Si tratta di uno dei sequestri più ingenti a livello regionale negli ultimi 20 anni, considerando i fermi su strada. È il sequestro record effettuato dalla Guardia di Finanza di Padova lungo la tangenziale nord della città, che ha portato alla confisca di 7 tonnellate di sigarette di contrabbando nascoste in un carico di copertura. Le fiamme gialle hanno intercettato un auto articolato che trasportava, secondo i documenti, macchine usate per il caffè ed enormi quantitativi di chicchi di caffè arabica diretti in Belgio. Durante il controllo, dietro le macchine per espresso, è emersa però altra merce occultata. Oltre 35.000 stecche di sigarette prive dei contrassegni dei monopoli e con marchi contraffatti Marlboro e LM. Il fermo avvenuto sulla tangenziale nord di Padova dimostra come anche il territorio padovano non sia immune dai traffici illeciti che consentono di trasportare beni, merci non conformi da un luogo a un altro. In questo caso il conducente aveva predisposto un documento di trasporto falso in base a cui veniva indicato che le macchine del caffè usate dovevano essere trasportate da una torrefazione padovana a una società con sede a Bruxelles in Belgio. Il conducente, cittadino moldavo, è stato arrestato per contrabbando aggravato e contraffazione. Il provvedimento è stato convalidato dal Tribunale di Padova con la custodia in carcere. Il carico avrebbe generato un'evasione fiscale stimata in circa 1,4 milioni di euro. Le sigarette, ora una volta che verrà definitivamente accertata la colpevolezza del conducente e anche la contraffazione, saranno distrutte tramite l'ausilio dell'inceneritore di Padova. Cambiamo argomento, c'è un acronimo che fa discutere tutto il mondo da giorni, ICE, la Polizia Antimmigrazione americana, dopo quanto è accaduto e quanto sta accadendo in Minnesota. Ebbene, la presenza, lo abbiamo raccontato in questo weekend, in questi giorni, della ICE alle Olimpiadi di Milano Cortina resta un caso, sembra non gradire interferenze il presidente Alberto Stefani. Per Matteo Salvini, presente con Stefani oggi proprio all'inaugurazione delle 2 varianti di Cadore per le Olimpiadi. Per Salvini i paesi stranieri possono garantire la sicurezza dei loro rappresentanti, ma qui si rispettano le leggi italiane. Un Salvini che poi parla anche del futuro di Zaia e di Vannacci. Sentite. Sono orgoglioso del lavoro che le nostre forze dell'ordine, i nostri militari, polizia e carabinieri fanno per la sicurezza degli italiani e saranno operativi per le Olimpiadi. Se poi altri paesi stranieri di qualunque parte del mondo per proteggere i loro atleti o i loro rappresentanti porteranno le loro forze dell'ordine, qua si rispettano le leggi italiane, comunque non ho nessun tipo di problema, nessun tipo di preoccupazione, ma qua c'è gente che si è lamentata perché per fare la pista di bob abbiamo tagliato un po' di alberi, quando ne verranno ripiantumati 10.000. Quindi di che cosa stiamo parlando? Entra a piedi uniti nella polemica di queste ore Matteo Salvini in Cadore per l'apertura delle varianti olimpiche, Olimpiadi su cui si allunga l'ombra della famigerata ICE, la polizia antimmigrazione americana protagonista delle tensioni e delle rivolte del Minnesota. La presenza di agenti scelti è di fatto un giallo. Se in mattinata Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, ha confermato che ICE servirà a tutelare la sicurezza del vicepresidente americano,
americano Vance e del segretario di Stato Rubio presenti all'evento, poche ore dopo il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero ha smentito ogni coinvolgimento a stelle e strisce, non c'è alcun accordo sottoscritto. Nel frattempo Luana Zanella, capogruppo AVS alla Camera, torna a chiedere al ministro Piantedosi di riferire in aula con urgenza. Lo stesso presidente Alberto Stefani sul punto cerca di ironizzare, ma sembra non gradire interferenze esterne. L'unico ICE che conosco, se vogliamo definirlo così, è quello di Matteo Zoppas, che permette ovviamente al nostro Veneto di poter essere protagonista nel mondo. Questo è l'unico strumento che noi dobbiamo valorizzare, tutto il resto non fa parte della nostra storia, non fa parte del nostro territorio. E tra un taglio del nastro e l'altro c'è spazio anche per occuparsi dei temi interni al partito, su tutti lo strappo che in tanti danno per imminente di Roberto Vannacci, pronto a uscire dalla Lega per fondare un suo partito. La Lega è bella perché ci sono tante anime e quindi la Lega è Zaia che è un patrimonio fondamentale, Giorgetti che fa il ministro dell'economia e Vannacci che porta il suo valore aggiunto. La Lega sono tante donne e tanti uomini diversi. Poi ripeto, se sarò qua in Veneto a commentare altri problemi della Lega e prenderò un altro 36%, vorrà dire che va bene così. Tenere insieme i pezzi della Lega sembra essere la linea del leader che intanto ha confermato tra i suoi vice segretari nazionali proprio Alberto Stefani, l'ex Delfino diventato governatore. Eppure per quella carica alcuni si aspettavano la nomina di Luca Zaia, il cui destino, rigorosamente top secret, sembra essere stato deciso. Zaia può essere prezioso in diversi ruoli, ne ho parlato con lui, ne parlerò con lui nei prossimi giorni, abbiamo già concordato io e lui che cosa fare e certo non lo vengo a dire a voi. Quindi il futuro di Zaia è già scritto, ma non sappiamo ancora quale sarà. Fra poco torneremo a parlare di Olimpiadi con Tiziana Bolognani, ma c'è un'altra polemica che rimbalza dagli Stati Uniti e che ha visto anche Giorgia Meloni irritata con Donald Trump, che ha sminuito il ruolo in questi giorni delle truppe NATO in Afghanistan, parole vissute come sale su una ferita aperta dal papà di Matteo Miotto, il giovane alpino tienese caduto in missione in Afghanistan 15 anni fa. È impossibile per un padre metabolizzare fino in fondo quanto affermato da chi dovrebbe essere amico oltre che alleato. Perplesso, disorientato, la sensazione è quella di una manciata di sale gettata su una ferita insanabile che sanguina da 15 anni. È lo sfogo doloroso che Franco Miotto, papà di Matteo, giovane alpino tienese caduto a 24 anni durante un conflitto a fuoco il 31 dicembre del 2010, affida ai social. Una reazione alle frasi del presidente americano Trump, che ha minimizzato il contributo degli alleati in Afghanistan, fronte su cui sono morti 53 militari italiani. Tu senti che ti dicono che stava nelle retrovie quando mio figlio era su un avamposto in mezzo al deserto. La parola avamposto, diciamolo, dice già lunga sul fatto di retrovie. Mi sembra che è proprio il contraltare di retrovie, capisce? È proprio... Lei si è sentito offeso da questa parola? Ma prima di tutto disorientato, poi offeso. Subito non mi ero neanche reso ben conto di cosa stava succedendo. Frasi che arrivano nel giorno in cui si rende onore al sacrificio degli alpini e al loro impegno, nella giornata in cui si ricorda uno dei momenti più tragici del secondo conflitto mondiale, la battaglia di Nikolaevka durante la ritirata di Russia. È sempre importante, sono 15 anni, lei capisce che perdere un figlio nel modo come l'ho perso io e come l'hanno perso anche gli altri, ti segna a vita, diciamo, quella è una cosa che non passa più. E questo qua sale sulle ferite, diciamo. E così l'orgoglio di un padre, che ci mostra una serie di lettere che gli inviava Matteo quando era in supporto alla popolazione, raccontava le giornate di pattuglia, i contatti con i villaggi e l'essenza di quei valori cari agli alpini che Matteo voleva infondere a studenti e scuole. Matteo quelle cose lì le viveva perché lui, quando non era in divisa, e lui viveva di quelle cose lì, anche rappresentava, portava, andava nelle scuole. Da 2 anni la base militare statunitense Pluto a Longare porta il suo nome. Avevo bisogno di una persona giovane praticamente che è in linea con i tempi, capisce? E ha detto Matteo è la persona, sì, è la persona giusta che gli americani sono stati i primi, capisce? Poi senti queste cose.
Allora siamo a Cortina, a 5 gradi sotto zero, la nostra Tiziana Bolognani, il nostro Stefano Bozzi, che stanno aspettando la fiaccola nella Regina delle Dolomiti, mentre oggi è stata una giornata importante, lo vedremo anche poi nel TG di Treviso, per l'apertura delle varianti. Tiziana. Sì, in effetti non abbiamo neppure la speranza di poterci riscaldare con la fiamma olimpica, perché siamo un po' distanti dal palco, la stampa è richiusa in un recinto da almeno un paio d'ore e così sarà fino all'arrivo della fiamma, che sta toccando le venue di Cortina, e cioè da Campolino al Bob, poi allo Stadio del Ghiaccio, poi anche alla pista olimpica dove ci sarà anche la discesa di Christian Ghedina, che è rientrato come tedoforo assieme a tanti altri che sono stati recuperati all'ultimo minuto, anche per tentare di ricucire lo strappo con i grandi campioni che sono rimasti per l'appunto esclusi come tedofori, nella qualità di tedofori. Qui c'è una festa molto grande, tu giustamente stavi parlando delle varianti Tai e Valle, 1000 metri il tunnel di Tai, poco più di 600 quello di Valle di Cadore, che garantiranno certamente mobilità e sicurezza lungo la statale 51 di Alemagna. Oggi con il ministro Matteo Salvini, con il presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani e con l'amministratore delegato di ANAS Gemme e i vertici della Vianini, che hanno lavorato davvero senza sosta per garantire la conclusione dei lavori entro i tempi previsti, forse anche con un po' di anticipo. Sono due tunnel che certamente bypassano dei nodi critici della 51 di Alemagna. Il presidente della provincia Roberto Padrin l'ha detto nel suo discorso, rivolgendosi al ministro Salvini: resta da mettere in sicurezza per davvero tutto il tracciato della 51 di Alemagna, e ci ricordiamo bene che cosa è successo la scorsa estate a causa della frana a San Vito e poi ancora a Borca di Cadore. Ma c'è una promessa che Salvini ha fatto a Roberto Padrin a Roma, ad un incontro a Roma, è quello di dare un senso e un significato per la sicurezza anche alla strada regionale 203 a Gordina, che è rimasta esclusa dall'imponenza degli investimenti e dei finanziamenti delle opere olimpiche. Nicola, ti restituisco la linea, ve la richiederemo più tardi, quando speriamo di riuscire a farvi vedere entro i tempi del telegiornale l'arrivo della fiamma a Cortina. A te. E allora non mi resta che salutarvi, lasciarvi al meteo, e grazie per averci seguito. Arrivederci.